Incensurati ma con in casa ingenti quantità di marijuana, denaro e tutta l'attrezzatura da far presupporre un vero e proprio giro di spaccio. 2 giovani sono stati arrestati domenica dalla polizia di Treviso. Il primo, trevigiano, un 38enne, è stato bloccato mentre intorno a mezzogiorno con l'auto usciva da un parcheggio di via Callalta. Il suo palese tentativo di fuga alla vista della volante ha insospettito gli agenti. Nella sua abitazione in città, suddivisa in pacchi, i poliziotti hanno trovato 2,3 kg di erba. Sì, si tratta di materiale stupefacente di tipo marijuana, sono state trovate in quantitativi importanti a carico di 2 soggetti che sono stati sottoposti ad arresto e sono tuttora sotto custodia. Le attività di indagini sono coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Treviso, ai quali ci rimettiamo. Messo alle strette, l'uomo ha rivelato il nome del suo fornitore, un 23enne dominicano residente a Povegliano. La perquisizione nella sua casa ha portato a scoprire un'altra trentina di grammi di droga, bilancini di precisione, telefoni cellulari, lampade per far crescere le piante di marijuana e circa 2.000 euro in contanti. La squadra volante della questura di Treviso opera quotidianamente con questi tipi di controlli. Ieri siamo stati forse un attimino più bravi e abbiamo messo un paletto per importanti attività di controllo del territorio. Entrambi sono ora agli arresti in attesa dell'udienza di convalida.